Rimane fioca la luce in fondo al tunnel, per questo la nostra preoccupazione è fortissima. Le nostre valutazioni sugli strumenti che il governo ha approntato per le aziende in crisi, infatti, non sono utili per ACC e purtroppo le prime verifiche fatte dallo stesso Ministero per lo Sviluppo Economico lo confermano. Lo ha affermato senza mezzi termini l'assessore al lavoro della Regione Veneto Enela Donazzan in riferimento alla riunione di lunedì prossimo alle ore 15 indetta dal vice ministro del Mise Alessandra Todde, riunione che doveva svolgersi ieri ma che è stata spostata senza darne una qualsivoglia motivazione. Questo rinvio non ci ha agevolato perché comunque non sappiamo il perché, non sappiamo come mai e ci stiamo facendo anche mille idee, mille supposizioni. Quindi lunedì che arrivi, lunedì avremo parecchie cose da chiedere al Ministro o al Vice Ministro o chi si presenterà a fare le veci del governo o del Ministero, perché comunque nessuno ci ha ancora detto, non ci hanno comunicato ufficialmente il perché di Italcomp non si fa più, perché tramite qualche agenzia di stampa, tramite Facebook, ma noi vogliamo sentire dirci del perché e perché non si fa più Italcomp. Poi tornando sulla tristissima o comunque drammatica realtà, sapere se questo articolo 37 è esigibile per ACC o non lo è, il perché, e a quel punto lì noi vorremmo sapere come faremo ad andare avanti senza una finanza, senza un deposito da parte dello Stato, senza cautele e senza sovvenzioni da parte del governo. ACC, che produce compressori per frigoriferi, avrebbe dovuto essere destinataria di risorse finanziarie ex articolo 55 della legge sulle amministrazioni straordinarie, a seguito di autorizzazione da parte della Commissione europea agli aiuti di Stato. La richiesta del governo italiano per ACC è stata fatta oltre un anno fa, ma a oggi è ancora in attesa di una concreta risposta. Abbiamo avuto un rinvio dell'incontro perché l'incontro era programmato per venerdì scorso e invece è stato rinviato lunedì. Questo lascia intendere che evidentemente il Ministero ha qualche perplessità sulla possibile applicazione dell'articolo 37, cioè del fondo dedicato al sostegno alle grandi imprese. Ci auguriamo che le verifiche in corso siano positive. Quello che speriamo e che auspichiamo è che al tavolo sia data una risposta definitiva se l'articolo 37 è applicabile ad ACC e se è applicabile come e in quanti soldi arriveranno e quando arriveranno.